Il premier Renzi è arrivato come un ciclone in Veneto, ha annunciato la visita con 2 giorni di anticipo, ha incontrato a Treviso centinaia di persone ed è tornato a Roma per iniziare a occuparsi dei problemi messi sul tavolo. Ma cosa ha lasciato a Nord-Est? Il giorno dopo il Veneto traccia un bilancio della visita del Presidente del Consiglio e chiede a gran voce che alle parole e alle promesse ora seguano i fatti. Sblocco del patto di stabilità per i comuni, sostegno alla scuola, aiuti per le imprese e, parlando di lavoro, un incontro entro una settimana a Palazzo Chigi sulla vicenda Electrolux, ancora lontana dalla soluzione. Ecco la sintesi politica di chi ricorda l'importanza delle 600.000 imprese del territorio e che è convinto che, prendendo spunto dall'operosità dei veneti, si potrebbero risparmiare 30 miliardi di sprechi all'anno. Restano un sacco di parole, un sacco di progetti, un sacco di programmi e adesso bisogna vederli realizzati, visto e considerato che noi continuiamo a pagare tasse. Abbiamo i disoccupati, abbiamo i lavoratori dell'Electrolux che attendono di essere ricevuti e 21 miliardi anche quest'anno delle tasse di Veneti vanno a Roma. Se si debbono utilizzare per gli sprechi noi ci arrabbiamo, ma ci arrabbiamo tanto. Anche gli amministratori locali accolgono con favore la proposta di sblocco del patto di stabilità per favorire l'edilizia scolastica, ma non mettendo tutti i comuni sullo stesso piano. Renzi ha chiesto di inviargli via mail i problemi, il pericolo è che sia solo un annuncio pubblicitario. E così come è stata buttata là mi sembra poco ponderata e su questa va certamente fatta una riflessione legata all'equità, perché vorrei che questo nuovo governo inaugurasse un nuovo modo di approccio con le amministrazioni locali. Più disponibili a concedere la loro fiducia sembrano essere gli industriali. Certo, restano da capire tempi e contenuti veri, ma c'è meno diffidenza. Quello che ha detto il Premier è tutto da sottoscrivere. Il problema è se ci si riesce e quanto serve per farlo in termini di tempo e di risorse. Dalle categorie economiche scarsa disponibilità ad aspettare, ottima la proposta di detassare le imprese, sia un occhio di riguardo per chi è messo sotto pressione dal fisco, ma non c'è spazio per promesse non mantenute. Ci mette la faccia come dice lui, quindi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi valuteremo se quello che lui ha detto sarà riuscito a realizzare, altrimenti scenderemo in piazza anche con Renzi come abbiamo fatto con gli altri. Infine le aziende in difficoltà, caso simbolo l'Electrolux. Ieri Renzi non ha voluto incontrare i lavoratori, ha promesso di ricevere tutte le parti a Roma la prossima settimana. Per il momento c'è delusione, ora si attende la lettera di convocazione da Palazzo Chigi. Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, stiamo alle dichiarazioni fatte ieri in cui comunque la prossima settimana ci dovrebbe essere questo incontro a Palazzo Chigi. Il Presidente Renzi non ha colto l'opportunità di incontrare anche i lavoratori oltre a imprenditori e associazioni datoriali. Da un punto di vista della sensibilità politica ci aspettavamo qualche cosa in più.